chiamo Daniele Molmenti, sono nel mio ambiente. Sono nato a Pordenone, vivo ora a Procia e vivo tutta la provincia di Pordenone con le mie tante attività. La più importante, quella per cui mi ha reso chi sono, è la canoa, quindi vivere il fiume con il mio kayak rosso, che mi ha permesso insomma, di vincere tanti titoli, tra cui i Giochi Olimpici di Londra nel 2012. Tutto cominciò dopo aver fatto nuoto, judo, provando nelle acque del Noncello a Cordenons, dove mi sono innamorato di questo sport che con la canoa mi dava una libertà incredibile di viaggiare in queste acque, seppur calme, bellissime, in ambienti straordinari come quelli della nostra provincia. Da lì poi è nato l'agonismo, la voglia di superarsi. Le prime difficoltà ovviamente sono state quelle dei sacrifici, quindi rinunciare alle serate con gli amici per allenarsi, perché la voglia di primeggiare, di essere più forte di me stesso del giorno prima era davvero tanta. Con questo spirito sono poi entrato nel Corpo Forestale dello Stato, che mi ha permesso di essere un professionista di questo sport. Le competizioni ovviamente erano nel territorio regionale, con i campionati regionali, poi le gare nazionali, i titoli italiani, però poi una volta vestita la maglia azzurra ho cominciato il mio percorso internazionale e ho avuto tante belle soddisfazioni. Sono stato il primo al mondo a vincere tutti i titoli più grandi, ho vinto le Olimpiadi, i mondiali, 7 europei, i campionati italiani, quindi ho avuto davvero una carriera bellissima, fortunata, e tutto è nato grazie al lavoro del mio primo tecnico Mauro Baron, dal campione olimpico Ferrazzi, che mi ha portato poi nelle acque olimpiche, e i tanti amici come i compagni della nazionale, che seppur io ero un po' la pecora nera perché ero quello che voleva sempre di più, il rapporto era comunque ottimo, anzi così ottimo che una volta che ho scelto di smettere non ho salutato la nazionale, anzi mi sono proprio dedicato a quelli che erano dietro di me per farli crescere. Infatti ho fatto 10 anni da direttore tecnico, ancora adesso sono il direttore tecnico e sportivo della nazionale, e abbiamo vinto un'altra Olimpiade con Giovanni De Gennaro a Parigi nel 2024, quindi tante soddisfazioni grazie a uno sport che farò di parte, ma è uno dei più belli al mondo. Ora sono un carabiniere forestale come lavoro principale, anche se continuo ad aiutare la nazionale e anche il club di casa. Abbiamo un centinaio di appassionati che si sono anche loro innamorati di questo bellissimo sport, perché quando uno sport è bello è ancora più bello quando viene condiviso. Daniele Molmenti è la medaglia d'oro, la terza di questi Giochi Olimpici. Il friulano porta a casa quel titolo che studiava da 4 anni. Rappresentando la nazionale all'estero ho avuto l'occasione ovviamente di viaggiare in tutto il mondo e quindi ho conosciuto tanta gente. In Australia ad esempio ho tanti amici che erano a scuola con me, quindi i nuovi immigrati, però devo dire che tutte le volte che andavo all'estero cercavo il Fogolar Furlan ad esempio, che sono queste associazioni che mi davano un pasto di casa raccontando le nostre storie. Un rapporto secondo me bellissimo, perché noi italiani insomma abbiamo reso questo paese bello e rendiamo il mondo bello grazie un po' alla nostra cultura, alla nostra cucina, tra l'altro adesso anche premiata dall'UNESCO. Siamo un popolo incredibile. Con gli stranieri ovviamente l'italianità, quella che fa da ponte principale, perché quando vado all'estero sempre mi invitano a casa per cucinare io qualcosa per loro, quindi ho imparato le lingue e viaggiando al mondo ho apprezzato tanto quello che abbiamo noi qui e tanto di quello che facciamo anche noi all'estero.
ringraziamento speciale ovviamente va anche a EFASCE, che tra le tante associazioni nel mondo insomma, fa parlare di noi italiani, e quindi grazie a EFASCE di Pordenone e a tutti i segretariati nel mondo che portano la nostra cultura, il nostro sole, il nostro mangiare, il nostro bel vivere in tutto il mondo. E con questo io volevo salutarvi e dare un messaggio molto semplice, soprattutto ai giovani, che è quello di vivere il mondo reale, di staccarsi un attimo dai tanti social e vivere quello che abbiamo nella nostra terra, nel nostro habitat, perché il vero vivere è proprio qui, magari in canoa o magari solo passeggiando.